sono Bear Grylls. Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni luoghi più pericolosi della Terra. Dovrò superare difficili sfide in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza. Dopo aver superato con uno scatto fulmineo lo zombie, mi sono introdotto in una campagna. Sono riuscito a scasinare la porta e introdurmi in questa casa. Il proprietario è diventato uno zombie. Io sono coraggioso, però comunque c'è freddo e mi sono preso la sua maglia. Li vedete? Sembrano usciti da una puntata di Marzullo, incredibile. Però io non ho avuto paura grazie al mio addestramento, perché noi delle forze speciali siamo addestrati a tenere la paura sotto controllo. Gli zombie stanno arrivando, è meglio che mi nasconda per non fargli sentire il mio odore. Ora proverò a distrarli con la musica, vediamo se funziona, ragazzi. Come uno scemo sono scappato, però sono dovuto ritornare a recuperare il mio cane e la mia attrezzatura. Ora ci incammineremo verso nord, passeremo nel territorio dei cantanti mortacci. In questa zona da sempre si aggirano le anime dei cantanti mortacci. Ora faremo una piccola pausa, siamo ore che camminiamo. Ci fermeremo in quell'albero. Quest'albero avrà almeno 1000 anni. Ho mangiato oliva da quest'albero, mi sono sfamato, c'ho la bocca un po' amara. Ora proverò a fare un buco per leccare l'umidità dal terreno. Cosa sento? Ma è John Lennon! Non ci posso credere, è incredibile! È incredibile, mi sembra di sognare! Un profeta ha detto che un pazzo scatenato come te, con una cintura in testa, sarebbe passato per questo posto e deve trovare un santone che si trova sopra sulla valle, oltre la terra degli cantanti mortacci. Ok, grazie John Lennon. Ok, andiamo, usciamo dalla terra dei mortacci. La sete si fa sentire, devo trovare al più presto dell'acqua o qualcosa del genere. Ho notato che in questo territorio ci sono dei cespugli vinacei. Ora proverò a prelevare la sua ninfa e berrò soltanto un pochettino di questa sua pozione magica. Guardate il suo colore, deve essere anche bello fresco. Ora proverò a berlo, ragazzi. Speriamo vada tutto bene. Esiste un detto indigeno del loco che narra: il fumo fa male, il vino fa cantare. Attento però a non ti imbriagare. Andiamo ragazzi, mi sento invincibile! Ho notato che c'è un panino selvatico di munisi, proverò a prenderlo. Maledizione, era velocissimo, incredibile! Pazienza, mangerò qualche pietra della zona, andiamo dal santone ragazzi. Scusi buon uomo, conosce per caso la strada che mi porta su per il vulcano? Io sto salendo su per il vulcano, lo sa? Se vuoi vincere con me devi fare 2 scommesse, ci stai? Noi delle forze speciali non ci tiriamo indietro. Sì, ok, ci sto, andiamo, facciamo queste scommesse, via! La prima scommessa è questa, vediamo se puoi competere. Fammi vedere. La prima è persa, questa è persa. Ma non è giusto, tu ce l'hai come un asino, non va bene così. Seconda scommessa. Ok, sono pronto. 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, ho vinto! È vero, questa l'hai vinta, allora ti permetterò di andare via. Abbiamo vinto ragazzi! La strada è da quella parte, ora vai!
Lassù, devo salire lassù. Ok ragazzi, andiamo, abbiamo vinto. Vai verso il vulcano. È stata una giornata durissima ragazzi. Ora cercherò una grotta per buttarmi e riposare le ossa.